L'annuncio è arrivato oggi direttamente dalla prefettura. Nel Vicentino arriveranno 27 nuovi profughi. Una decisione che preoccupa il consigliere regionale Nicola Finco. Che qui non c'è più posto per nessuno. Se ci sono delle risorse da poter investire, le dobbiamo investire solamente per i nostri cittadini italiani che da sempre pagano delle tasse all'interno di questo paese. Inammissibile per Nicola Finco l'annuncio fatto oggi dal prefetto di Vicenza dell'imminente arrivo nel Vicentino di altri 27 nuovi profughi. La notizia l'ha data quest'oggi il prefetto di Vicenza. Quello che sconvolge è l'atteggiamento di questo rappresentante dello Stato che si sta preoccupando per l'arrivo di questi profughi, ma in questi mesi non si è mai preoccupato per le migliaia di vicentini che negli ultimi anni sono in situazione di povertà e con difficoltà raggiungono la fine del mese. 1.200.000 euro la cifra impegnata dalla prefettura per l'accoglienza degli immigrati, una somma che per Finco dovrebbe finire nelle tasche dei vicentini schiacciati dalla crisi. Dove prevedono generi alimentari di prima qualità, prevedono mediatori culturali, psicologi, interventi a sostegno di questi profughi che vanno sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista alberghiero, quindi con schede telefoniche, con sostegno per quel che riguarda l'acquisto di abbigliamento e quant'altro. Una vera e propria vergogna nei confronti degli italiani. Come detto, dunque saranno 27 i nuovi arrivi nella nostra provincia, ma dove andranno esattamente i profughi? Purtroppo questo è un fenomeno incontrollato, nel senso che queste persone arrivano sui territori e poi spesso e volentieri scappano, quindi queste persone sono totalmente incontrollate. E l'arrivo di nuovi profughi nel nostro territorio non aiuta certo a placare il timore del